Ben ritrovati, nuova puntata di Cronache Trevigiane. Reincontreremo il maestro della distillazione Roberto Castagnier per continuare a parlarvi di questo prodotto, la grappa, che sta vivendo una vera e propria rivoluzione, ma andremo anche a Distrana per la festa dell'agricoltura, arrivata la 45esima edizione, e poi a Vicenza per raccontarvi i 60 anni dell'Umpli Nazionale e per raccontarvi l'assemblea regionale delle Proloco del Veneto. Ma vogliamo cominciare annunciandovi che il 9 ottobre tornano le fattorie didattiche aperte, tutto nel servizio. Fattorie didattiche aperte ritorna domenica 9 ottobre, un appuntamento promosso dalla Regione del Veneto in collaborazione con le associazioni professionali agricole, arrivato alla 19esima edizione. Obiettivo: promuovere in tutto il Veneto e non solo le fattorie didattiche iscritte all'elenco regionale. Aspettiamo tutte le famiglie, quindi i genitori, i bambini ovviamente che sono i protagonisti, i nonni, ad accedere alle fattorie didattiche per poter così scoprire quello che è il mondo rurale e insieme fare un viaggio con i familiari all'interno di queste realtà importanti con lo scopo di promuovere non solo la ruralità ma anche la promozione dei nostri prodotti tipici, il saper fare e anche conoscere come funziona un'azienda agricola. Un appuntamento che sarà anche l'occasione per presentare la seconda edizione del concorso Fuori Classe, iniziativa rivolta alle scuole nata per promuovere progetti innovativi di didattica condivisa scuola-fattoria didattica. Noi abbiamo messo in moto come Regione Veneto all'interno di questa giornata anche la possibilità di premiare le classi che si distinguono per questi progetti assieme alle fattorie didattiche, quindi il compito è proprio quello di veder realizzato anche qualcosa di pratico. Fattorie didattiche vere e proprie, aule a cielo aperto. Abbiamo anche una coprogettualità importante con le scuole, quindi dopo questa giornata avremo l'apertura anche alle classi, quindi ai bambini che si recheranno in queste fattorie assieme agli insegnanti, e qui ci saranno dei veri e propri lavori che vengono svolti assieme. Penso per esempio ai laboratori didattici, alla possibilità di imparare facendo, quindi vedendo i bambini all'opera all'interno di una fattoria, capendo anche come funziona il mondo rurale. Mondo rurale che ha recentemente visto l'approvazione della nuova legge sull'agriturismo. Poco tempo fa abbiamo approvato una nuova legge, e questa legge tra l'altro va anche a ridefinire i contenuti delle fattorie didattiche, per esempio, quindi sono state inserite, hanno un ruolo importante in questo. La legge contiene tante novità. Novità che si rivolgono non solo alle classi delle scuole di ogni ordine e grado, ma proprio alle famiglie, agli adulti e ai turisti, favorendo azioni finalizzate all'educazione alimentare, ambientale e motoria. 127 in totale le realtà che apriranno le porte domenica 9 ottobre. L'elenco aggiornato è consultabile sull'apposita sezione del sito della Regione del Veneto e sulla pagina Facebook Fattorie Didattiche Aperte.